nostro impegno nell'investimento in sanità è un impegno continuo, sia in quella che è la parte logistica e infrastrutturale, quindi per quanto riguarda i nostri ospedali, sia per quanto riguarda le attrezzature. Questa nuova programmazione di 437 milioni che si vanno ad sommare ai 371 deliberati l'anno scorso vanno in continuità e quindi molti dei nostri ospedali avranno il secondo stralcio, per esempio Campo San Piero, San Donà di Piave, Porto Gruaro, che avevano già una fase Piave di Sacco avanzata, altri invece avranno una fase nuova. Citiamo due interventi importanti: Mestre, l'Angelino, 58 milioni, che è una nuova struttura che sorgerà a fianco dell'attuale ospedale dell'Angelo per avere spazi e una logistica migliore, e poi i 100 milioni che si vanno a sommare ai 40 già stanziati per quanto riguarda il nuovo ospedale di Legnago Verona, completamente nuovo insomma sarà, su cui sono già in fase di apertura delle buste per la progettazione, l'USL 9.